Lunedì 21 settembre, dalle ore 15, diretta Fiume per il dopovoto delle regionali e del referendum. Risultati e interpretazioni per un momento chiave del nostro futuro politico. Solo su RPL, la tua radio. Va ora in onda Alto Mare. Buon pomeriggio e ben trovati per una nuova puntata di Alto Mare Personaggi. Ringraziamo naturalmente la nostra regia, dove oggi abbiamo Giulio Carnelli. Giulio, grazie come al solito. Qualche minuto prima di introdurre il nostro ospite, anzi qualche secondo è più che sufficiente per ricordarvi le consuete informazioni tecniche. Potete seguirci anche sulla web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 740 del digitale terrestre. Non servono abbonamenti, cose particolari, è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando. Io lo ripeto sempre, anche se ormai sono più che certa che lo sappiate cantando. E i numeri magici, come li chiama il nostro Sammy Varin, 346 6427 756 per inviarci i vostri messaggi tramite WhatsApp con spunti, osservazioni, commenti, e poi il numero fisso per partecipare anche voi alla diretta 02 6620 3529. Al solito partecipate numerosi. Bene, chi è il nostro personaggio di oggi? È Paolo Zanchetta, un imprenditore, ma lasciatemi dire soprattutto una persona, una grande e bella persona. Io gli darei subito la parola senza aggiungere altro, in modo che sia lui a presentarsi al nostro pubblico. Paolo Zanchetta, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie dell'invito, è stato un invito vostro. Grazie a voi. Grazie per aver accettato. Sono io personalmente davvero molto entusiasta e onorata di poter ospitare una persona come lei, un personaggio come lei oggi in trasmissione. Ecco Paolo, cominciamo con il raccontare un po' quella che è la sua storia, la storia della sua azienda, di chi è lei e di che cosa si occupa. Io mi occupo di elettronica industriale, l'azienda che ho fondato nel 94 è un'azienda che si occupa di creare, sviluppare, fornire, assistere dopo la vendita a schede elettroniche di controllo per apparecchiature industriali, medicali. Lavoriamo in vari settori. Filosofia aziendale mia è un cliente per ogni settore. Questo per avere così un feedback e soprattutto non farmi neanche concorrenza da solo, nel senso che non facciamo una scheda, che ne so, un esempio banale per gli apricancelli, e vado a proporla a tutti quelli che fanno apricancelli. La tendenza è di lavorare con uno che mi chiede di fargli il prodotto ad hoc e gli resto fedele, non ho contratti di esclusiva con nessuno. Certo. Però la filosofia è quella: prendo un cliente e lo seguo, spero, fino alla pensione, mia anche sua. Ecco. Bello. Ecco, questo è un po' è la filosofia aziendale, quello che ci ha portato fino a qua. Certo. Poi ho cominciato da zero, proprio nel vero senso della parola, perché ho cominciato da giovanissimo, ho fatto i primi anni di lavoro, quelli classici, nei campi, raccogliere le mele, il tabacco, poi ho fatto il muratore, il carrozziere, un po' di lavoretti si faceva quando chiaramente non c'era altro. Certo. Allora mi sono a fare tutte quelle cose lì. Poi ho cominciato, purtroppo, l'ho detto anche in altre occasioni, purtroppo lo dico, l'unico rimpianto che ho è quello di non aver fatto l'università, perché a casa mia non c'erano soldi, c'è poco da fare. Papà era un operaio, la mamma era una casalinga e mio fratello più grande è andato a lavorare subito, finito le superiori, e così ho fatto io. Poi paradossalmente magari è stata la mia fortuna, perché se avessi studiato sarei diventato magari un buon ingegnere, ma oggi sarei da tutt'altra parte. Sì. All'inizio. E questo suo sogno, signor Zanchetta, è cominciato da una scrivania sistemata al posto di un letto, vero? Mi raccontava. Sì, è vero. Quando si è sposato mio fratello, è andato a vivere a Pavia, è uscito di casa, diciamo, la camera da letto che dividevamo
è diventata il mio primo studio, cioè ho tolto il suo letto e ho messo una scrivania. Ecco, da quella scrivania in 25-26 ormai anni siamo passati a 35 dipendenti, 7.000 metri quadri di edificio, con 35 dipendenti appunto e 8 milioni e mezzo di fatturato. A parte quest'anno che ovviamente sarà duro fare la metà, ma adesso vediamo, speriamo che si riprenda. Un'azienda, Paolo, la sua, la Troll, che è situata dove? Nel Veneto, chiaramente, si sente da... Verona, siamo a 40 km a sud di Verona. Ecco, in maniera da... Sa che qua a Alto Mare teniamo particolarmente, no, alla vicinanza tra le persone e i territori, alla sinergia tra gli uomini e le terre dove vivono e dove lavorano. Quindi penso che nel suo sogno, in quello che è riuscito a costruire e anche nel suo coraggio che già stiamo apprezzando da questi primi minuti di discussione, di conversazione, si sente tutta la fierezza, tutta... Bisognerebbe aprire un discorso, perché non so fino a che punto è stato coraggio e fino a che punto è stato incoscienza. Coraggio, tutta questa voglia di fare, di lavorare e di impegnarsi per se stessi e per gli altri. Soprattutto anche per gli altri, perché ho costruito un po' un ambiente un po' particolare, che è poi quello che presumo arriveremo dopo, perché è quello che mi stanno bombardando tutti, per quello che ho combinato, magari ne parliamo dopo, ma ho creato un ambiente un po' particolare, quello sì, proprio perché sono stato dall'altra parte della barricata, so cosa vuol dire lavorare in nero, non essere pagato, lavorare di domenica perché bisognava finire un lavoro e non ti pagavano, perché all'epoca ero un ragazzino e chiaramente diciamo che ho vissuto quella parte del lavoro lì. Naturalmente nel momento in cui io ho posto tutto questo ho anche detto che se un domani io fossi mai arrivato ad avere dei dipendenti non farò mai passare a loro quello che ho passato io. Infatti qui si riga dritti, non c'è un euro fuori posto, a parte che lavorando con aziende non è fisicamente possibile fare acrobazie diciamo economiche, il nero che non esiste per forza di cose, quindi siamo un'azienda che lavora, produce, paga una montagna di soldi di tasse, una roba paurosa veramente, però tiriamo avanti, teniamo duro, non molliamo. Tra l'altro Paolo, questa sua testimonianza di oggi cade anche in un giorno purtroppo un po' particolare, infausto, perché è il giorno di decine e decine di scadenze fiscali. Sì, Sara, però ricordo che fosse solo questo il giorno, una volta all'anno ci sta anche, che ogni 3x2 c'è una scadenza come questa, non è che gli altri giorni ti vada tanto meglio, ne paghiamo tutti i giorni in maniera diretta, indiretta, di sopra o di sotto, ma è un continuo, è uno stillicidio veramente. È un bagno di sangue, aveva detto lei qualche mese fa. Sì, il 20 di luglio è stato esattamente, le dico la data, lì si è scatenato l'inferno, proprio perché è nata da quella cosa lì, da un mio commento su un blog fatto il venerdì notte, prima di dormire, stavo giocando col computer, mi piace andare in giro, navigare, a curiosare a destra e a sinistra, sono incappato in un blog che peraltro seguo perché è un blog che comunque mi interessa, e c'è stata una frase di uno un po' diciamo che mi ha innervosito e a quell'ora gli ho scritto chiaramente: guarda che non funziona solo così, c'è anche chi ai dipendenti dà una mano. Sì, e lei la mano l'ha data e come ai suoi dipendenti, anzi più che dipendenti collaboratori, vero Paolo? Perché lei... Lo trovo più giusto collaboratori. Dipendenti suona, non so, un po' medievale, ecco. Certo. Anche perché Paolo, lei è solito dire che l'azienda sono loro, vero? A me ha colpito tantissimo questa frase, questa espressione. Io sono qui con voi adesso, ma di là ci sono i ragazzi che stanno lavorando. Io posso permettermi il lusso di mancare da qui e bene o male l'azienda non ne risente. La mia presenza è utile sicuramente, ma non è indispensabile. Anzi, ho fatto in modo, ma anche per tranquillità loro, non solo mia, tranquillità di tutti, ho fatto in modo che qui dentro di tutti noi, me compreso, ci sia un doppione. Nel senso che se uno
cavoli, non è mica solo la cattiveria o il licenziamento di un dipendente o per cose, diciamo, tristi. C'è anche la fatalità, uno può cadere sciando, rompersi una gamba, sta a casa un mese, l'azienda non dico che non se ne deve accorgere, è chiaro, chiunque te sta a casa è un contraccolpo, guai se non fosse Certo. così, vorrebbe dire che non fa niente. Esatto. Però è vero che nel momento in cui questo te sta a casa, l'azienda deve proseguire e il cliente non deve sentire contraccolpi, perché c'è subito la seconda figura di rincalzo che subentra. C'è Esatto. anche il mio doppione, perché anch'io sono vincolato per l'azienda, è chiaro che determinate cose le ho in mano solo io, però è chiaro che quelli che seguo, i clienti, tutto quello che faccio, ho un collega che è aggiornato e sa esattamente cosa faccio, cosa non faccio, quindi anche una mia mancanza di un mese potrebbe essere, non dico facilmente, però sicuramente viene assorbita. Il cliente avrebbe una percezione limitata del danno, ecco, questo è l'importante. C'è sempre Perché qualcuno che possa subentrarle. Sì, per carità, ma siamo tutti utili, indispensabili, non c'è nessuno, però c'è da dire che ormai al giorno d'oggi l'azienda è come la mia, io parlo per il mio settore, probabilmente è così anche per qualcun altro, ma io parlo per me, ma io faccio una scheda elettronica, io Dio, se la fa Sara Guarino nella sua azienda, metti che è più brava di me, io sono più bravo di lei, ma ci giochiamo quell'1 o 2 punti percentuali, non è che se la faccio io può stare a metà di quello della signora Guarino. È chiaro che lavoriamo tutte e due e abbiamo tutte e due una certa, come dire, una certa qualità produttiva, realtà, certo. Un prodotto finito che alla fine il costo è quello, i componenti li acquistiamo tutti dagli stessi distributori. Alla fine della fiera ci giochiamo l'euro, non è che nessuno costa la metà dell'altro, ecco, questo sostanzialmente. Se c'è una differenza così, c'è qualcosa che non va. E soprattutto la differenza cos'è che la fa il servizio. Il servizio perché appunto in questi giorni, settimane scorse, si ricorda, ci siamo sentiti, io non lo sapevo, ma alle 6 di sera non sapevo che la mattina dopo alle 8 sarei stato in linea del montaggio a Bergamo perché c'era un problema. Cioè queste cose capitano, la macchina ha sempre il pieno, quando capita un problema bisogna saltare in macchina e andare subito perché il cliente non si deve fermare. Poi magari è colpa nostra, non è colpa nostra, non importa di chi è la colpa, il cliente deve lavorare. Certo, ma essere pronti, disponibili e soprattto ligi al fare il proprio lavoro e il proprio dovere. Ecco Paolo, ci racconta quello che ha fatto lei per i suoi collaboratori e quindi per le famiglie di questi suoi 35 collaboratori durante il confinamento. Tutto è cominciato a marzo. A marzo, a metà del mese, c'è stato il lockdown, quello che ci ha spezzato in due. Tenga presente che la mia azienda, se guardiamo il fatturato e lo paragoniamo all'anno scorso, gennaio su gennaio avevamo fatto più 14% e febbraio avevamo fatto più 33%. Questo era un anno che teoricamente dovevamo andare sulla luna col fatturato. E in marzo c'è stato il crollo. Il cliente mio principale è di Bergamo, figuriamoci, proprio il centro del disastro, e lì hanno tirato giù proprio gli interruttori, hanno dato 2 giri di chiave e sono stati a casa tutti brutalmente. E noi, essendo fornitori strategici e fondamentali, abbiamo dovuto seguirli. Poi io sono riuscito in realtà a non chiudere mai, perché forniamo 3 aziende che lavorano nel medicale e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri c'era la possibilità di mantenere viva la filiera, cioè lavorare con il permesso del prefetto, con la comunicazione al prefetto abbiamo lavorato perché forniamo alcuni clienti che hanno il codice Ateco autorizzato. Certo. Per cui qualcosina si è fatto, non è che siamo andati a 0,0, però chiaro che il crollo è stato meno 60, meno 70% del fatturato, ecco, questo è l'ordine di grandezza. E lì è cominciato che a metà mese è chiaro che ho dovuto mettere in cassa integrazione soprattutto immediatamente la produzione. E la produzione, quando l'ho messa in cassa integrazione, mi è dispiaciuto chiaramente, io non l'ho mai fatta neanche nel 2010, quando c'è stata la crisi 2008, 2010, 2011, c'è stato anche un momento che è stato durissimo per noi. Però all'epoca mi sono inventato la giornata ecologica, cioè ho sbattuto anche gli ingegneri, che sarai anche ingegnere, ma te adesso vai giù
smontate il portone, lo pulite, lo lavate, lo ingrassate, tirate giù il magazzino, mettete in ordine, si fa una giornata, perché di lavoro non ce n'era, però piuttosto di Ecco. fare cassa integrazione ho detto facciamo così. Poi a mezzogiorno 3 ragazzi hanno cucinato la carne in per tutti, mi è costato 200-300 euro di carne, anche piuttosto di stare a casa. Certo. Poi adesso no, adesso con tutta la buona volontà non era fisicamente possibile. Per cui ho torto collo, come dicono gli avvocati, ho dovuto abbassare la testa e dire di sì. Però, appunto perché a marzo ho visto questo crollo, in aprile facciamo le buste paga di marzo, le vedo, passano dalle mie mani e vedo che c'è stato per alcuni un crollo, non dico verticale, però è una bella volta, perché è partito metà mese pieno, metà in cassa. Anche lì andrebbe aperto un discorso che andrebbe chiarito alle persone. Spero che qualcuno che ci ascolti magari queste cose se le scriva, perché davvero è una cosa folle. La cassa integrazione non è l'80% dello stipendio, smettiamolo con sta favola. L'80% dello stipendio in realtà dipende da quanto uno guadagna. Sì. Uno che guadagna un lordo di 2.400 euro, lordo, che è diciamo il muro, al di sotto percepisce circa 990 euro di cassa integrazione, al di sopra di 2.400 euro lordi porta a casa mi sembra sia 1.119. Punto. Poi se lei guadagna 10.000 euro netti va a casa con 1.000 euro. Certo, sì. Non è l'80%, cioè sì, a uno che piglia 1.200 euro al mese, certo va a casa con 1.000, quello sì, all'80%. Ma se uno guadagna un po' di più, non importa, cioè non porta più a casa quella che era la cifra precedente. Certo. Io ho citato in quell'occasione l'esempio, perché chiaramente è stato anche il modo più semplice per farlo. Ho citato l'esempio di uno stipendio netto di 1.500 euro. I 1.500 euro netti creano con la cassa integrazione uno stipendio percepito intorno ai 1.100, cioè sono 400 euro secchi di meno, netti. Ora, sì, 400 euro al mese per certe persone sono tanti. Vuoi perché ho dei ragazzi che hanno problemi familiari, della famiglia stessa, oppure perché vivono da soli, hanno un affitto da pagare, hanno qualcuno, ci sono problemi anche di separazioni, diciamo così, fra virgolette cattive, cioè quelle dove sono arrabbiati gli ex coniugi, si fanno i dispettucci, eccetera. Allora vedi che c'è quello che non va in pizzeria col figlio, l'ho citato anche lì, non va in pizzeria al figlio quel giorno della settimana che gli tocca la sera per 30 euro, cioè una cosa che è inammissibile in un paese civile, dai. Non è una cosa che possa aver senso. Certo. E così, prendendo in mano gli stipendi e vedendo questi crolli, anche e soprattutto gli stipendi medio-alti chiaramente, io ho fatto così, ma l'ho fatto proprio, noi in Veneto diciamo alla viva il parroco, non so come si possa tradurre in un italiano corretto. Istintivamente, diciamo. Alla viva il parroco, cosa ho detto? Insomma, ho 35 dipendenti, chi più chi meno, sono 400 euro a testa al mese. Ho fatto un conto, 30 per 400, 3 per 4, 12, sono 12.000 euro. Mi aspettavo che lo Stato 2-3.000 euro di cresta ce la facesse. Ho chiamato il consulente delle paghe e gli ho detto manda a casa i ragazzi con lo stipendio pieno, i 400 in più li metto io. E lì invece quest'altro mi fa tutti i suoi conteggi, mi richiama e dice Paolo, non è così, non funziona così. Guarda che qua ti escono dei contributi che sono più del doppio del netto che percepisce il tuo collaboratore. Allora lì già mi sono piegato le ginocchia e gli ho detto senti, traducimelo in termini comprensibili per me che non faccio paga, se no non sarai tu cliente, sarai il tuo concorrente. Che per compensare i 400 euro netti ne devi tirare fuori altri quasi 500, 450, 480, non ricordo la sua cifra esatta, comunque è più del doppio. E a quel punto lì ho detto aspetta un attimo, proviamone. E lì cosa è successo? Siccome io avevo visto il calo dello stipendio netto nelle buste paga di marzo, questa l'ho vista ad aprile. Certo. Quindi la decisione l'ho presa in aprile e l'ho compensata con le buste paga del mese di aprile che ho dato in maggio.
Quindi Certo. in maggio io ho compensato praticamente il mese di aprile più i 15 giorni di marzo, cioè ho compensato un mese e mezzo. Mhm. E lì sono volato 44.600 euro, così pronti via. Ecco. E lì mi sono un attimo seduto, in quel momento sembrava anche si sperava che il lockdown fosse una cosa di qualche mese, forse aprile, forse maggio, poi cioè il mondo va avanti, bene o male da qualche parte dovevamo ripartire. E invece non si è ripartiti e lì ho compensato anche il mese di aprile, il mese di maggio, il mese di giugno, di luglio e adesso anche agosto. Agosto, in tutta onestà, non è un atto eroico, ci sono le ferie, quelle le avrei dovuto pagare lo stesso. Quindi le ferie sono pagate, quella settimana di cassa integrazione che rimane fuori del mese di agosto, la compenso e il peso sarà sicuramente inferiore. Adesso Ecco, il dato Paolo. esatto non so. Paolo, la interrompo un attimo, mi fanno segno dalla regia, abbiamo un breve stacco pubblicitario, ripartiamo da qui in studio fra un minuto. Certo, volentieri. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Lunedì 21 settembre, dalle ore 15, diretta Fiume per il dopovoto delle regionali e del referendum. Risultati e interpretazioni per un momento chiave del nostro futuro politico. Solo su RPL, la tua radio. Wow, vai veloce tu! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio! Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci, ben trovati in studio per il secondo blocco di Alto Mare Personaggi. Velocemente vi ricordo i numeri per intervenire: 346 6427 756, il cellulare dove indirizzare i messaggi WhatsApp, 026620 3529, il fisso per chiamare anche voi in diretta. Ricordo, per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, oggi abbiamo con noi Paolo Zanchetta, un imprenditore veneto, un grande imprenditore, ma l'ho detto anche in apertura di trasmissione, soprattutto una grande e bella persona. Ci stava raccontando Paolo che cosa ha fatto durante il confinamento, durante i mesi difficili che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, per supportare, per essere vicino ai suoi collaboratori che insieme a lei costituiscono non solo un'azienda, ce lo ricordava, che nel suo settore, quello dell'elettronica, è un'azienda assolutamente di successo, un fiore all'occhiello del nostro territorio, meglio dei nostri territori, ma è anche e soprattutto una famiglia. Mi è parso di capire questo, ecco. Una famiglia forse è eccessivo, però sì, sicuramente non è l'ambiente classico di lavoro del padrone di una volta, ecco. Certo. Forse perché appunto un episodio carino è stato alla macchina del caffè con un rappresentante che è passato, Ecco. è entrato, la mia impiegata ha l'ordine di offrire il caffè sempre a tutti quelli che vengono, gli ha offerto il caffè, io stavo parlando con 3-4 dei miei e stavamo parlando dei soliti discorsi del lunedì della Ferrari piuttosto che dell'Inter, piuttosto che della Juve, e questo qua si è inserito nel discorso, si è messo a dire fesserie e anche con termini abbastanza diciamo allegri, in compagnia anche con me, con tutti. Ecco, alla fine fa: scusate, io ho un appuntamento con il signor Zanchetta, chi devo chiedere? Fa: ce l'hai davanti, chiediglielo direttamente. Questo è il biancato, impallidito, e ha detto: oddio, mi scusi, io non sapevo, non credevo, eccetera. Io l'ho fermato, gli ho detto: guarda, non ti rendi conto che mi ha fatto un complimento bellissimo. Io quando vado dai miei clienti, anche uno nuovo,
Quando entro in stabilimento, a naso, proprio li vedi distante 1 chilometro. Quello è il capo, quello è il direttore tecnico, quello è il commerciale, quello è... Ecco, vedi subito con chi stai parlando. E questo non ha funzionato e ecco, l'ho considerato un complimento, ecco, perché è stata una cosa che ci abbiamo reso su qualche mese anche. Ma è stato veramente bello perché appunto non ha capito che io ero il capo e quello è il bello di questa baracca qua, chiamiamola così. Sì. E rende anche proprio l'idea di quanto ci sia sinergia, di quanta armonia ci sia fra lei e i suoi collaboratori. Del resto prima ci raccontavano le piccole grandi storie che interessano noi tutti, quindi anche le persone che lavorano con lei, chi magari ha problemi in famiglia piuttosto che chi ha problemi con le rate del mutuo, per dire. Ecco, tutte queste piccole grandi cose sono cose che lei conosce, Paolo. Beh, io ho anche il vantaggio che ne ho 35, quindi riesco a governarli tutti. Capisco che un'azienda con 100 dipendenti, 1000 dipendenti è un po' più difficile conoscere bene tutti. Però ecco, dei miei finora ho avuto solo un licenziamento di uno che si è dimesso e è andato a lavorare da un'altra parte, tratto da un nostro fornitore. Per il resto le mie matricole sono tutte ventennali. Certo. Cioè, non ho mai avuto dipendenti, anche perché credo che questo sia... diciamo che è il risultato di un modo di gestire l'azienda che sicuramente fa star bene le persone. Cerco di farli star bene perché loro fanno star bene me. Esatto. Le conseguenze, se si può, alla fine della fiera, guardi che certe volte certe speculazioni non hanno senso, andare a fare la cresta sui 10, sui 20, sui 30 euro. C'è gente veramente che conosco, i miei clienti, anche vedo certe volte litigate furibonde perché c'è un errore di 12 euro, devi fare la nota del credito, la bolla che torna. Santo cielo, ma sai cosa ti costa tutta sta roba? Per 12 euro, per un dipendente che si è sbagliato. Vabbè, se è sbagliato ce li perde, sarà mica la morte di nessuno. No, c'è gente che veramente ci fanno impazzire anche queste cose qua. I ragazzi sbagliano, vabbè, sbagliano. Anzi, sì, io sono preoccupato se uno non sbaglia mai. Sì. Perché non è che non sbaglia mai, vado a farmi fesso e non fammelo vedere. Ma sicuro che sbaglia, io per primo, ma tutti. Certo. Quindi il nostro mondo è un mondo in cui sbagli, vabbè, la sistemiamo, dai, in qualche modo se sistema. Certo, ma poi l'essenziale è, se si sbaglia, è umano sbagliare, capire perché si è sbagliato e semplicemente evitare che la cosa si ripeta in futuro, no? Sembra retorico, però sbagliando si impara, è un'ottima massima, no? Di vita e di lavoro. Ecco, io attualmente, cioè, se guardo in 26 anni, siamo in 35, credo di aver fatto, credo che adesso siamo a 52 matricoli in tutto. Cioè, gente che è passata di qua e se n'è andata, ce n'è stata, operai, tecnici, eccetera. Ma quelli che sono il mio zoccolo duro, ho 12 ingegneri in progettazione. Quello più giovane è con me da 9 anni. Cioè, li assumo e non li perdo più. E questo per me è fondamentale. Sì. Perché la storia dell'azienda, torniamo al discorso di prima, sono loro. Sono loro che hanno in mente le esperienze che vivono col cliente, gli errori che fanno. Perché poi quell'errore se ne va col dipendente se si licenzia. Io lo perdo. Quella cultura lì la perdo se non viene trasferita, se non viene gestita. L'uomo ha un'esperienza che segue la testa dell'uomo. Se l'uomo se ne va, la testa se ne va, l'esperienza se ne va, la perdi. Sì. Magari per cosa? Per 50 euro in più al mese? Santo cielo, per carità. Certo, se ne va la testa e se ne va anche il cuore, Paolo. Il cuore che lei mette nel suo lavoro, e questo mi permetto di sottolinearlo perché il messaggio è importantissimo ed è assolutamente percepibile. Tenga presente che in questo momento in cui io le sto parlando, ai miei ragazzi non è mancato un euro di stipendio da gennaio ad oggi, cioè per loro il lockdown, a parte che sono rimasti chiusi in casa, d'accordo, ma il lockdown, tutto il casino legato a sto Covid, loro economicamente parlando non se ne sono accorti, perché finora le do il dato al 31 luglio, cioè con lo stipendio di luglio compreso, io ho tirato fuori 120.000 euro secchi, dei quali meno della metà sono finiti nelle tasche dei ragazzi e più della metà sono finiti in tasse e contributi, e quello mi ha fatto imbestialire
e ha scatenato quell'uragano che mi ha portato appunto in quella trasmissione dove presumo anche lei mi abbia visto. Certo. E lì mi sono incazzato, scusatemi, ma lì uno dice io ce li metto per tenere su la baracca, perché poi se questi qua hanno lo stipendio pieno cominciano ad andare in pizzeria e la pizzeria paga una cameriera, cominciano a comprare una camicia e quel negozio paga una commessa. La commessa col suo stipendio a sua volta fa dell'altro, gira con la macchina, va in officina, cambia le gomme. Il ciclo dell'economia continua. Noi dobbiamo fare in modo che l'economia giri. Se si ferma, siamo persi tutti, mica solo io, lei o il regista o il mio collega, tutti siamo Paolo, fuori. lei non ha supportato soltanto i suoi collaboratori, integrando il loro stipendio ha fatto sì che non cambiassero le loro abitudini e che quindi nel limite di quello che il confinamento consentiva potessero comunque spendere in misura tale da sostenere a loro volta l'economia del territorio. Esattamente, è proprio quello che era il mio spirito, cioè la mia intenzione era proprio quella di dare loro una mano, perché se porti a casa uno stipendio più basso è chiaro che cominci a tagliare le spese, perché il mutuo lo devi pagare, l'affitto lo devi pagare, non so, quelle spese che sono più o meno fisse le devi pagare, non ci sono santi, le devi pagare, e allora succede che la camicia non te la cambi, ti tieni quella dell'anno scorso. Allora succede che in pizzeria ci vai una volta al mese invece che 2. Allora succede che la macchina magari ha le gomme o alla fine dici vabbè, tiro avanti, le cambio magari a settembre, le cambio a marzo, le cambio in primavera, le cambio tra 6 mesi quando c'è il cambio della gomma. Paolo, abbiamo una chiamata per lei, la interrompo solo per dar subito la linea al nostro ascoltatore. Buongiorno Sara, sono Marco da Mantova. Buongiorno Marco, ben trovato. Grazie anche a te. Allora, io voglio soltanto complimentarmi con il signor Zanchetta per la sua umanità e soprattutto per l'esempio di economia umanistica che sta dando a tutti gli ascoltatori, ma anche a chi lo circonda. E l'esperienza di questo imprenditore dovrebbe essere portata in giro proprio per spiegare che fare impresa non è prendere, perché ormai da una trentina d'anni a questa parte, tantissimi imprenditori, soprattutto danarosi, quelli che ci mostrano in televisione, si sono trasformati proprio da imprenditori o a rentier o a prenditori. Cioè hanno preso e non hanno dato niente, perché si dimentica troppo spesso, come ha detto il signor Zanchetta, che la fortuna dell'imprenditore è sì data dal suo coraggio, dal suo acume, dalla sua testa, dalla sua visione, ma è data anche da chi lo aiuta, da chi collabora con lui. In questo paese esempi come quelli del signor Zanchetta non sono conosciuti. Io ringrazio il signor Zanchetta per l'esempio che sta dando agli ascoltatori di Radio Padania. Penso di aver detto tutto. Grazie e buon lavoro. Grazie per l'ennesimo splendido intervento. Paolo, abbiamo un'altra chiamata, le passo anche questa in maniera tale che poi possa rispondere ad ambedue. Pronto? Buongiorno, benvenuto. Sono Andrea da Roma. Benvenuto Andrea. Buongiorno, allora qui la situazione a Roma, te lo dico, è nell'Agropontino perché io sono nato a Latina. L'Agropontino è a Latina colpa di questi sindacati, sinistra, non voglio offendere, quasi tutte le ditte stanno per fallire, quasi tutte, no, quelle grosse resistono, ma quelle piccole stanno per fallire, colpa dei sindacati che hanno preso troppo. Agropontino, quasi tutto, le ditte stanno per fallire, colpa dei sindacati, dell'Agropontino, io sono nato a Latina, e anche per le file di Roma, quasi tutte le ditte stanno fallendo, licenziamenti, sardine, PD, Movimento Operaio, quasi tutte stanno per fallire. Grazie per l'intervento. Paolo Zanchetta. Il signore di prima... non so cosa dire, grazie, perché non lo so, ma non mi sembra di aver fatto una cosa tanto grande, è una cosa che mi sembra sia anche logica. È logica,
grazie e apprezzo i suoi complimenti e lo ringrazio veramente perché è stata una persona squisita, ma davvero guardate che non è una cosa eccezionale, dovrebbe essere la normalità. Se io faccio il furbo, adesso faccio un esempio banale, ma se io voglio alzare lo stipendio di un mio dipendente, faccio il furbo e mi rifugio dietro, supponiamo, alla possibilità di non pagare i contributi. Quella si chiama furbata, quella si chiama voler evadere, quello si chiama voler fregare, diciamo, la nazione. Ecco. In questo caso, la busta paga dell'anno scorso esiste, è un documento INPS certificato, codificato con un numero di matricola preciso. Certo. Quindi che quell'uomino lì l'anno scorso prendeva 1.500 euro al mese è scritto ed è inconfutabile. La cassa integrazione che lo Stato passa, mettiamo sia di 1.100 euro, è lo Stato che me lo dà, quindi ha pieno controllo anche di quello. Se io metto la differenza, quei 400 euro lì, lasciali esentasse. Tanto Sì. mi dai la cassa integrazione e non porti a casa un euro, perché non porti a casa un euro di fatto. Certo. Se io do i 400 euro e mi togli quei contributi, non porti a casa un euro. Cos'è cambiato per te? Nulla. Però a me dai quel polmone per il quale Esatto. potrò proseguire, perché sinceramente con i fatturati così che stanno andando purtroppo ancora male, io non so se riuscirò a farlo ancora fino a Natale, mentre se avessi avuto quella possibilità che ho chiesto in trasmissione, avrei avuto un polmone per farlo il doppio dei mesi che l'ho fatto. Io l'ho fatto per 6 mesi, avrei un anno del polmone per mandare a casa, come dicevo prima, la gente con lo stipendio pieno. Ricordo anche un altro dettaglio. Quando un mio figlio scudiero se ne va a casa con lo stipendio pieno e va in quel negozio a pigliarsi le camicie, per seguire l'esempio che ho fatto prima, vi ricordo che quello, quando compra una camicia, versa dell'IVA. Certo. Nella camicia c'è l'IVA, nella marginalità che il negoziante ha dei soldi che guadagna vendendo la camicia, anche lì dentro ci sono le tasse. C'è un ritorno indotto a quello che io faccio, cioè che 400 euro lì che io metto nella busta, sempre per seguire sempre quell'esempio, ma logicamente andrebbe anche equiparato a tutte le situazioni, però prendiamone una se no non se ne esce. Io do 400 euro, ma caro Stato, di quei 400 euro lì ti faccio notare che non dico la maggioranza, ma metà sicura che tornano in maniera Certo. indiretta. È un circolo virtuoso quello che si innesca, quello che si crea. Certo, quei 400 euro lì, se uno se li spende dovunque, il 22% di IVA tornano a casa. Certo. Quindi certo. io mi aspetto che lo Stato mi dia una mano a sostenere i ragazzi. Allora facciamo girare tutto e l'economia gira, altrimenti l'economia si ferma perché il ragazzo non va in pizzeria e lasciano a casa la cameriera. E poi avanti così proseguiamo anche la commessa del negozio, erano in 4, adesso sono in 2, perché è dimezzato il fatturato, bisogna togliere costi. Mhm. Tra l'altro, signor Zanchetta, il termine, il vocabolo che ha usato lei prima, polmone, avrei un polmone, un bagaglio, una risorsa, dell'ossigeno da poter impiegare ancora per altro tempo per i miei collaboratori. È un Perché termine che rende abbiamo molto problemi l'idea. con la liquidità, chiaramente. Certo. Che anche lì ci sarebbe un'altra cosina. Mi piace, quando ero là, dovevamo fare 23 minuti di trasmissione, poi si è accorciata perché c'è stato il Recovery Fund e c'era un collegamento in diretta. Ma in quell'occasione, un'altra delle cose che io dovevo dire, e era quella che forse ci tenevo quasi di più, perché il ministro Provenzano veramente voleva asfaltarlo, io lì ero abbastanza sereno, calmo e sorridente, gentile, educato, tutto quel che volete, sei in TV, ma la rabbia che covavo era tanta. Un'altra fesseria si sono inventati, garantiscono il 90% dei finanziamenti che le aziende chiedono per la liquidità. Ecco, quanti soldi ha tirato fuori lo Stato per questa operazione? Sa quanti? Zero. Perché se tutti noi facciamo un finanziamento e tutti noi imprenditori piano piano ce lo ripaghiamo poi, quanto ha tirato fuori lo Stato? Ha detto in TV 55 miliardi stanziati. Dove? Se tutti quelli che fanno il debito, tutti smettono di pagare, tutti falliscono, intanto probabilmente tireranno fuori sì 55
miliardi di euro, però temo molto che a quel momento, se saranno tutti falliti, voglio vedere poi cosa succede il giorno dopo, certo. perché tutti falliti significa tutti a casa. Sì. Che poi, attenzione, non garantiscono me imprenditore, garantiscono la banca, e quella è un'altra cosa che mi imbestierisce. Sono io quello che rischia, sono io che ci mette la firma, sono io quello che salta per aria e per 5 anni non firma neanche un assegno perché sono condannato. E tu garantisci la banca? Aspetta, fatemi un disegno, mi manca una puntata perché qua c'è qualcosa che veramente è ridicolo. L'imprenditore sono io. È me che dovete aiutare, signori dello Stato. Non la banca. La banca cosa sta rischiando? Il 10%? Se sono quelli... Io qua dentro corro ben più del 10% del rischio, non corro il 10%. Io qua dentro ho il 100% perché se l'azienda salta per aria io perdo tutto. Certo. La banca che è un istituto privato, attenzione. La banca è privata, la banca non è lo Stato. È un'azienda esattamente come lo sono io, né più né meno. Lei presta soldi, io faccio scheda elettronica, ognuno fa il suo lavoro. Perché dobbiamo garantire la banca e non l'imprenditore? Certo. Paolo, nel frattempo stanno arrivando moltissimi messaggi per lei, ne leggo uno: complimenti al signor Zanchetta, io purtroppo ho collaborato con un imprenditore che tratta tutti i suoi dipendenti come animali, settore elettronico, mi sono licenziato pur senza un'alternativa e adesso sono senza lavoro. Il signor Zanchetta è un esempio. Saluti e grazie, Luca da Brescia. Anche quello, sì, però con l'imprenditore lì che non conosco, per carità di Dio non facciamo nomi, ma che cos'ha quello lì? Pensa che porta a casa il risultato a fine anno? Fa perdere la gente a trattare a calci, si fidi che se ne vanno tutti, perché alla fine rimane senza storia, senza continuità, senza quella cosa che capita qui dentro. Io non ho mai detto a uno di miei: giovedì mattina devi andare a Bergamo perché devi andare a vedere per un progetto nuovo. Sono loro che mi dicono: guarda Paolo, che giovedì siamo là. Certo. Non mi chiedono il permesso, mi informano che vanno. Perché? Perché sanno che da parte mia c'è anche libertà. E funziona così, però i miei clienti lo riconoscono. E finora non ho mai perso un cliente. Certo. E questo è un altro bel segno. Insomma. Assolutamente. Però, del resto, Paolo, un imprenditore ha tutto il vantaggio a creare un bell'ambiente, un ambiente armonioso dove lui e i suoi collaboratori possano crescere e formarsi in armonia, in serenità, perché essere sereni dentro significa poi trasmettere questa sensazione, questo modo di essere anche sul lavoro, lavorare bene ed essere più produttivi. Certamente. Ma poi c'è da dire anche che l'ambiente va anche costruito non solo, diciamo, economicamente, perché certe volte, sì, per carità, i 100 euro di stipendio in più hanno un peso e non lo discuto, però come diceva il signore del messaggio, ammesso che non concesso che avesse avuto anche una retribuzione valida per il proprio giudizio, chiamiamolo così, ma se vivi in un ambiente dove appunto ti prendono a calci, vivi male, stai male, è chiaro che anche se lo stipendio è buono uno se ne va. Se ne va perché lavorare bisogna, c'è poco da fare. Ma tra lavorare, diciamo, bene e lavorare male, la differenza è minima. Non è vero che io tiro fuori qualcosa. Io qua dentro ho fatto una mensa e ho comprato un bar da un bar che ha chiuso, a proposito, che è fallito. Ho comprato i mobili del bar e sono fatto il bar qua dentro. Alla sera scappa l'aperitivo, noi le riunioni le facciamo in 5 minuti alla fine dell'orario di lavoro, davanti a un bicchiere con 3 patatine, ogni tanto uno taglia un salame, quell'altro arriva perché il nonno ha tirato giù il salame di famiglia, allora si fa una baraccata, ogni tanto si fa anche una grigliata, c'è un ambiente così, ma l'ho costruito e voglio che sia così, guai se non sarà così. Certo. Guai. E tutto questo, sa quanto mi costa? Se mi fai conti in tasca arriviamo a fine d'anno, se mi costa un paio di mila euro è tanto. Ma che cosa crea? Paolo? Che cosa sprigiona in termini di entusiasmo? L'ascoltatore di prima...
l'ascoltatore di prima la ringraziava per l'esempio e lei diceva: ma che cosa ho fatto, mi stupisco. Ecco, io vorrei sottolineare in un momento in cui la società è così liquida e la si vuole così tanto destrutturare, io voglio proprio sottolineare questo suo attaccamento ai valori, alle cose concrete, che sono anche e soprattutto le emozioni delle persone che le stanno attorno. E poi, visto che dalla regia mi dicono che siamo in chiusura, vorrei chiederle soltanto una battuta di 1 minuto su un altro tema a cui sono particolarmente legata. So che anche per lei è importante quello degli animali, anche l'attenzione per il benessere e per la salute degli animali. So che lei ha un bel cagnone, possiamo fare anche il nome, no? Balù. È un labrador, bellissimo labrador. A cui è legatissimo, quindi dato Paolo che lei ha una carica umana così intensa, così profonda, che ha colpito me, ha colpito, sono certa, anche tutti gli ascoltatori, vorrei chiedere per l'appunto un suo pronunciamento anche su questo fatto. Ma io sono legatissimo a Balù perché è il mio cagnone, ha 8 anni e la sera mi aspetta quando torno, mi aspetta in garage al posto dove metto la macchina, se pianta lì col muso per terra, quindi quando vai a casa e il cagnone ti corre incontro, c'è il problema, pesa 50 kg e quando arriva sparato dal cortile all'ultimo momento mi tocca veramente fare come il torero e schivarmi, perché se mi becca le ginocchia me le spacca in due, perché è pesante, è un cagnone, lui gioca ma pesa. Difatti mia suocera che vive con noi l'ha già ribattata 2 volte anche lì, perché lui gioca, però è pesante, ma è il mio spasso, è il mio unico spasso al di fuori del lavoro, diciamo, mettiamola così. Sì. Perché ha fatto questo lavoro, io sinceramente sono fortunatissimo perché io faccio quello che mi piace. E quanto è bello poter dire questo e poter trasferire questa passione, questo entusiasmo non soltanto nella propria vita di tutti i giorni, ma anche in quella dei propri collaboratori, perché Paolo, diciamo ancora questo: un collaboratore, una persona contenta che torna a casa la sera dopo il lavoro felice, sereno, soddisfatto del proprio lavoro, porta questo stato d'animo in famiglia e quindi indirettamente lo trasferisce alla moglie, ai figli che l'indomani andranno a scuola. È un circolo virtuoso di nuovo. Certo, assolutamente sì, io ci spero, io almeno da parte mia ci provo. La cosa che mi ha un attimino così sorpreso, perché poi finora abbiamo parlato, e per carità grazie dei complimenti che veramente apprezzo molto, però uno come me, insomma, 2 domande se le deve anche fare. Io parlando con la redazione della trasmissione ho chiesto apertamente, ho detto: ma senti un po', ma come voi adesso col messaggino, ma ti è arrivato uno che ha detto, ha alzato la mano, ha detto sì, l'ho fatto anch'io? No, la risposta è stata no. Adesso Sara, io mi gratto in testa e dico: ma siamo sicuri che ho fatto una cosa così? Sicuramente è stata una bella cosa, ma non è che ho fatto una piollata grossa come una casa, perché se l'ho fatta solo io in tutta Italia, 1 o 2 domande se le deve fare. Allora, o ho fatto una pillata, ma chiaramente non credo, se no non l'avrei reiterata tutti i mesi, oppure c'è qualcosa che non va nella mentalità della gente, cioè non si rendono conto che facendo così bloccano quella che è la catena. Poi non si possono lamentare se c'è la crisi, se aumenta la disoccupazione, se le cose vanno male. Se tutti contribuissero a cercare di farla girare questa economia, i problemi si dimezzerebbero. Invece no, invece continuiamo non solo a crearli, ma quel poco che si può fare per cercare di rimettere in moto tutto, io ci ho provato, mettiamola così. E la ringraziamo Paolo, la ringraziamo tantissimo per quello che ha fatto. Siamo in chiusura di trasmissione, il nostro naturalmente non è un saluto ma è un arrivederci, perché torneremo assolutamente a voler dialogare con lei, quindi grazie davvero di cuore. Venga a trovarmi volentieri. Assolutamente, e un abbraccio, soprattutto un abbraccio da parte di tutti noi, a lei e ai suoi collaboratori, e a Balù, naturalmente. Balù prende una risciata di pelo anche stasera, sicuro. Ecco, grazie Paolo, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buon lavoro.
Grazie naturalmente a tutti voi che anche oggi ci avete seguito, grazie al nostro Giulio Carnelli in regia. Mi raccomando, non cambiate frequenza perché il pomeriggio di RPL continua. Noi ci sentiamo domani dalle 18:30 alle 19:30 con Alto Mare Regioni e come sempre siate i vostri sogni. Grazie.